Palio Podcast, il Palio di Feltre, come non l'avete mai sentito, e oggi una puntata specialissima, lo vedete già qui di fianco a me, Tobia Ravà, l'artista del drappo 2024. Grazie mille per questo grande onore, per questa grande intervista per il nostro Palio Podcast. Grazie a voi, l'onore è mio, cioè di essere stato scelto per questo anno particolare, poi insomma, per cui 45 anni festeggiati sono tanti. Alla grande e con un grande artista internazionale. Lei è patavino di nascita ma veneziano a tutti gli effetti, e la sua arte ha girato veramente il mondo, arriva anche a Feltre. Qui alle spalle abbiamo quest'opera che ha lasciato ammaliati tutti durante la serata della presentazione, e glielo posso confermare perché insomma al termine della sfida delle Cernide ci siamo trovati con veramente molte persone, anche la stampa l'ho vista particolarmente interessata a venire qui vicino e a scorgere tutti questi dettagli che adesso approfondiremo. Anzitutto io vorrei partire proprio dall'origine. Quando è arrivata la chiamata del presidente Eugenio Tamburrino, come l'ha presa? Nel senso, credo che anche per lei, insomma, lascerò ai nostri ascoltatori andare a ricercare di più sulla sua figura, sulla sua arte, perché è incredibile tutte le opere che lei è riuscito a realizzare in questi tanti anni di carriera, ma credo che il drappo sia la prima volta, vero? Sia uno dei primi drappi, insomma. Sì, quel drappo in sé, senz'altro. C'è stato qualche cosa che forse un po' si avvicina, è stato regalo di nozze a mia cugina, che lei è senese, ha sposato un dirigente della Tortuga, il cavallo montato dalla tartaruga era il tema, per cui c'era già questo un richiamo input pagliesco. Per il resto mi è capitato di fare delle cose che avessero a che fare un po' con l'araldica, insomma, per cui sia etichette vinicole, sia cose che hanno a che fare con la pubblicità, per cui che sono strutturate in maniera diversa. Però come vessillo è stato la prima volta. Poi è nato in una situazione particolare, perché ero in mostra quando è venuto Tamburino a Moriago della Battaglia, che non è lontano da qui. È una bellissima mostra curata da Lorena Gava. Qui siamo riusciti ad avere, pur essendo un posto piccolino, un grandissimo afflusso di pubblico. La mostra è piaciuta e forse è stato l'input anche per Tamburino di spronare questa cosa che poi si è realizzata, insomma. Una Feltre già conosciuta, sì, che Feltre... io devo dire una Feltre così non l'avevo mai vista, no? Iconografia ebraica, poi abbiamo la logica matematica, e questa fusione con l'arte contemporanea rendono questo drappo veramente qualcosa di unico e speciale. Che Feltre ha avuto a che fare con insediamenti ebraici in epoche diverse. C'è stato un insediamento ebraico medievale, poi c'è stato uno rinascimentale, perché poi si ricordano alcuni, perché gli ebrei vengono mandati via, poi vengono richiamati, c'è tutta una storia riferita a un matrimonio particolare, e poi Feltre insieme a Quero e Bass durante la seconda guerra mondiale è stato un posto in cui si sono nascosti alcuni ebrei che sono scappati dalla ex Jugoslavia, soprattutto dalla Serbia, mi sembra, ed erano apolidi e sono stati i primi ad essere portati in campo di concentramento, perché appunto non avevano una nazionalità di riferimento e correvano il rischio di lasciarci le penne, insomma, come tanti altri. Peraltro anche la famiglia di mia mamma si è nascosta
Cairano San Marco, questa zona qui, insomma, non distante, no? Per cui ci sono vari elementi che legano, che ricollegano sempre il tutto, sì, sempre tutto che torna. E se volessimo parlare più nello specifico di quello che abbiamo qui di fronte a noi, ci ha già fornito durante la serata della sfida delle Cernide proprio un dettaglio di quelli che sono i punti, ma per esempio io vedo gli stemmi dei 4 quartieri, vedo queste trottole, vedo sì, dei cavalli, poi vedo queste matrici. certo. Vedo un Intanto, affresco, il nostro io leone. leggerei Sì? alcuni di questi passaggi perché li ho scritti in maniera che possono essere sintetici ma esaustivi, se io lo dico verbalmente. Prima della lettura le Sì. chiedo solo questo. Lei in questo documento molto dettagliato che ci ha fornito ci ha detto che questo è un dipinto apotropaico. Apotropaico vuol dire che porta positività. Come spiegavo ieri sera, i quadrati magici, che sono questi 5 tabelloni, diciamo, che ci sono sulla struttura, sono il risultato di un percorso in cui ogni riga, ogni colonna e ogni diagonale, se fai la somma dei numeri riportati sulla casella, c'è sempre lo stesso numero. Ok. Questo nel Medioevo ha fatto sì che venissero chiamati quadrati magici. In realtà, come il Sator Arepo Opera Rotas, che è un altro che è verbale, che viene utilizzato anche in zona, venivano messi spesso nell'esterni delle case, perché portassero bene, perché portassero positività, ed era anche e soprattutto quando c'era il pericolo di qualche magagna, insomma, sia soprattutto naturale, tipo inondazioni o un bosco che si brucia, insomma, è una protezione, no? Ma anche le guerre. Era un simbolo portafortuna. Un simbolo portafortuna, okay. E infatti è presente nella più intrigante delle grafiche di Dürer, che è la melanconia, quello del 34, che è uno di questi qua, e quello sopra. Ognuno di questi appunto ha questo numero chiave che possiamo anche raccontare o spiegare un po', insomma, ecco. Sì, e se lei è d'accordo io proprio andrei per pezzettino per pezzettino, sì, ma questo anche se questa naturalmente è una grande opera. Scendendo in assolutamente. Allora, anzitutto vediamo il 15, il 65, il 33, il 34. Io leggerei prima l'antefatto, sì, diciamo, prego. Perché ho fatto questo, che insomma lo stendardo per il Palio di Feltre 2024 vuole essere appunto un dipinto apotropaico, ovvero nello specifico un concentrato numerico linguistico di positività, un emblema numerologico in omaggio alla città di Feltre, ai suoi legami con la Serenissima, alla cultura neoplatonica rinascimentale, un percorso matematico tra metafisica e mistica, un sistema concatenante di elementi simbolici pertinenti e legati tra di loro da diversi percorsi di lettura che si dipanano tra numeri derivati da parole, e questo è la gematria della lingua ebraica biblica, dall'araldica all'alchimia al gioco enigmistico. La gematria, se vogliamo già spiegarlo meglio, è il valore numerico delle lettere, per cui secondo il percorso di analisi del testo biblico, ogni lettera ebraica delle 22, che sono 22, corrisponde a un numero, le prime 10 alle unità, poi le decine, poi 100, 200, 300, 400. Tutte le parole, tutte le lettere, tutto è connesso a tutto, ci dice la gematria, è giusto? Ogni lettera è un numero, per cui ogni parola è la somma dei valori numerici delle lettere. Questo viene chiamato anche peso, per cui ogni parola ha un peso. Parole che hanno lo stesso valore numerico, lo stesso peso, spesso sono legate l'uno all'altra e certe volte sono anche spiegazione l'una dell'altra, no?
E infatti qui ho raccolto alcune di queste gematriotte che sono pertinenti al percorso feltrino. Sono partito dai valori numerici dei quadrati magici, che appunto i quadrati magici apotropaici, dove ogni riga verticale e orizzontale, ogni diagonale, hanno lo stesso valore numerico nella somma tra di loro. Il 15 per esempio poi ha dei valori noti più conclamati, diciamo, no? Per cui la Sefirah splendore e le Sefirot legano, diciamo, l'uomo a Dio come emanazioni, e uno dei nomi di Dio che appunto è Yod-He. Sefirah potrebbe essere parafrasato come parola o è sbagliato? No, Sefirot sono proprio 10 percorsi diversi, 10 diciamo ascensori spirituali che legano Dio e l'uomo, insomma. Quindi 15 ha questo valore dello splendore. Poi il 65 ne ha tantissimi di valori, e uno dei più belli è Italia. Isola della rugiada divina, è come compare il nome Italia primordiale, che visto da sud può essere anche un'isola, no? Bellissimo! Quando è stata fatta al Palazzo dei Diamanti la mostra sul quello che possiamo ancora trovare degli insediamenti ebraici in Italia, è stata chiamata proprio Italia, proprio perché c'era questa pertinenza, questa logica. E poi anche uno dei nomi di Dio, che è Adonai, che vuol dire Signore, è uno dei più noti, no? E poi la lode nei salmi, e i Kol, che sono i palazzi celesti, diciamo che è anche un percorso legato alla Cabala primordiale, a quella antica, ecco. Poi c'è il 18, che è un numero classico perché rappresenta Hai, che vuol dire vita, e da questo Lechaim, che è praticamente il brindisi che vuol dire alla vita, per cui è una... Si dice alla salute, alla vita. Certo. C'è questo valore, Hai, vita, il numero 18. Andiamo con il numero 33. Poi c'è il 33, che è il valore dell'onda, ma anche rivelare, scoprire, e log, che è un'unità di misura. Ecco, questo per esempio ci rimanda a un percorso sincretista in cui l'onda è Gal, appunto, è 33, le due onde sono 66. L'yin e yang dei buddhisti, degli induisti, hanno come simbolo due onde contrapposte, no? In ebraico Gal, cioè la ripetitività dell'onda due volte, è la sfera, e diventa lo stesso nella cultura induista, no? Per cui le due onde bianche e nere sono Yin e Yang e formano una sfera. È estremamente complesso, ma allo stesso tempo molto, mi viene da dire, quasi naturale, no? Sì, ci sono tutti questi simboli, hanno una storia lunga, no? Sono legati, raccolgono a secondo di dove sono geograficamente anche significati diversi, no? Generalmente il simbolo se lo porta dietro tutti questi vari significati. Lei da dove ha iniziato la sua ricerca, ormai qualche anno fa, per arrivare a tutto questo sapere che ora mi trasmette veramente in un concentrato? Dove è partita? Anche semplicemente il campanello. Io diciamo che sono un po' la somma tra gli studi paterni, che era ingegnere edile, per cui lavorava appunto coi numeri, però al tavolo da disegno faceva, al tecnigrafo faceva delle cose, per cui io guardavo quando ero piccolo. E mia mamma, che invece è ancora viva, aveva interessi incredibili letterari, no? Tuttora, che è quasi novantenne, si legge 3 libri alla settimana, per cui è una divoratrice, è la gioia dei librari. Per cui un po' questo, un po' quello, un po' un certo tipo di letteratura che era quella mitteleuropea soprattutto,
che comprende anche la lettura ebraica, orientale, chassidica, insomma, e però anche la letteratura americana, per esempio, per cui c'era questo. Quindi tra umanesimo da una parte e mondo scientifico dall'altro è venuto fuori un po' questo E lentamente. Poi diciamo che l'input principale è stato lo studio universitario. Perché... Ok, è stata da lì l'intuizione di far diventare anche tutto questo sapere arte poi? Sì, diciamo che proprio Umberto Eco, che è stato mio insegnante insieme a Omar Calabrese, a Flavio Caroli, a tanti altri, che in quel momento, quando c'era il primo DAMS a Bologna, c'era tutto un gruppo che poi rappresentavano l'elite culturale italiana degli anni 70-80, insomma. E sia io che mia moglie siamo cresciuti all'interno di questo percorso. Un giardino molto rigoglioso. Sì, veramente... devo dire, poi adesso non è più così perché un po' sono morti, un po' sono stati sostituiti da altri che però non hanno lo stesso forza, no? Perché Renato Barilli faceva parte di questo gruppo e tanti altri. E ecco, soprattutto è considerato in Italia come la semiotica per eccellenza, sì, no? Per sì. cui insieme a Omar Calabrese, che anche lui è stato proprio il mio relatore all'università, con Eco è stato mio presidente in corso di laurea in tesi, e ho fatto una parte della tesi con Eco e una parte con Calabrese, per cui in quest'arte direi che e lui mi ha insegnato diciamo, la semiotica insegna questa, no? Alla lettura dei piani diversi, no? Per cui la forma, il contenuto della forma, il contenuto della forma del contenuto, no? E poi tutto un sistema di leggere il testo in maniera diversa, in modo che da conoscere quegli elementi che hanno portato, no? Che molti hanno letto Il nome della rosa, per esempio, come... Sì. E lì viene spiegato, no? Mi permetta una domanda, signor Ravà. Quindi anche questa tipologia di approccio permette anche di cogliere veramente ispirazione da ovunque, da qualsiasi cosa, per farne arte. E un po' la sua arte, diciamo, rispecchia anche dei paesaggi che sono noti, ma in realtà magari sono immaginari, sono diciamo conosciuti che o meno. Non è importante fare quello che stiamo facendo adesso, no? Nel senso che descrivere o sviscerare ogni elemento di un dipinto è importante, se vogliamo, per capire bene quello che è l'idea dell'artista. Però il tutto, se è costruito bene, fa sì che un'opera diventi un'opera d'arte, per cui che acquisisca quel valore e quella capacità di produrre empatia, no? Per cui io sono digiuno totalmente di un percorso araldico, di un'alchimia, della gematria, della Kabbalah, di quello che vogliamo, però acquisisco attraverso i miei qualsiasi, no? Il mio background, la mia storia personale, quello che ho studiato, ma anche la Kinderstube, che dicono i tedeschi, no? Ciò che mi è stato vicino da bambino, insomma, tutto ciò che fa parte del mio bagaglio mi dà modo di entrare in un'immagine che non conosco, no? E questo è importante, è il vero importante, no? Per cui non sviscerare tanto l'opera, ma la capacità dell'opera di attrarre qualsiasi persona che abbia dei comuni elementi o anche delle cose diverse, no? Però costruisce l'idea dell'opera aperta, per cui ognuno si può leggere anche in maniera molto diversa da quella che è
l'idea dell'artista, e va bene lo stesso perché deve poterle raccogliere tutte, insomma. E diciamo che questa cosa che lei mi dice l'abbiamo proprio notata anche nel primo disvelamento di questo drappo, che poi immagino andrà anche a confluire dopo i grandi festeggiamenti di chi sarà insomma il vincitore di quest'anno. Credo che andrà insomma a confluire insieme alle altre opere nella mostra 45 anni di storia che ci accompagnerà fino al 27 di ottobre qui al Museo Diocesano. Proprio perché ecco, ognuno può avere un'interpretazione, io però sono convinta che ci sono dei simboli che un feltrino qua dentro potrebbe riconoscere, e anche dei simboli che anche un veneziano potrebbe riconoscere, questo perché insomma la storia del Palio lega Feltre a Venezia. Quindi ritornando un po' a questo drappo, quali sono gli elementi che lei ha deciso di inserire proprio per raccontare questo legame Feltre-Venezia? Beh, questo era obbligatorio, il tamburino, per cui dovevo fare un riferimento alla Serenissima, perché appunto la storia del Palio è il fatto che Feltre viene a essere parte del territorio della Serenissima, per cui visto che parlavamo di 4 quartieri, ho pensato che la quadriga di San Marco rappresentasse bene 4 cavalli simbolici, e li ho divisi in 2 squadre, ognuno di colore diverso, però io l'ho fatto già in scultura questo lavoro, per cui ho dipinto le mie sculture, perché sono un po' rigide, perché hanno le lettere in rilievo poi dopo, no? Però mi piaceva, era una forma di autocitazione, no? E anche i testi riportati sono quelli riferiti alle sculture. Poi ho dato 4 nomi simbolici che sono infinito, Ein Sof, onnipotente, sogno e verità, per cui 4 parole molto forti che hanno moltissime implicazioni, no? Perché Ein Sof è infinito, poi è una gematria globale, per cui il valore numerico è 207, ma 207 è anche la gematria di Or, che è luce, è la gematria di Adon Olam, che è il Signore del mondo, ma anche della forza, di un modo di dire la forza, e anche di un modo di dire il segreto, per cui queste cose sono tutte legate tra di loro, no? Shaddai invece è onnipotente, ma è anche il pi greco, perché Shin Dalet Yod è 304 e 10, la somma è 314, raggio per 314, per cui questo essere onnipotente per il pi greco ha un senso molto particolare. Lo stesso per Halom, che è il valore del sogno, no? Per cui anche questo implica tante cose, per cui, poi al plurale Halomot, i sogni, ha lo stesso valore del futuro, e i sogni, se vogliamo, sono la proiezione del futuro, no? Il valore numerico è 484 dei sogni, e la radice quadrata è 22, è Yehad, che è fare le cose assieme, ma anche Zebu, che è il rapporto sessuale, per cui il rapporto sessuale è la radice quadrata del futuro, per cui abbiamo la procreazione, no? Per cui ci sono tutte queste cose legate. E poi Emet, verità, che è 441, è la centrale, l'ultima lettera dell'alfabeto, ha una particolarità nota, che se tolgo la Aleph, come viene a essere privata della vita, no? Per cui Aleph è la presenza divina, e rimane Met vuol dire morto, e Emet invece è verità. Se io invece tolgo la Tav, la T finale, rimane Em, che è madre.
per cui ha un significato invece di rigenerazione, no? Quanto sapere, quanta connessione. Io veramente invito i nostri ascoltatori ad avvicinarsi al drappo per poter cogliere anche tutte queste sfumature che il maestro Tobia Ravà ci sta proprio raccontando qui durante il Palio podcast, e sono sicura che ce ne sarebbe di più da dire. Ho ancora un'ultima domanda che riguarda quella chiave che vediamo lassù. Sì, poi volevo parlare un po' degli stemmi dei quartieri, perché sì. sennò togliamo. La chiave è una chiave particolare, perché Tamburino mi ha detto praticamente Feltre concede la chiave della città a Venezia, diventa una città veneziana. E ho detto, però non esiste questa chiave, è una chiave simbolica. Allora ho detto, allora la facciamo, ed è praticamente lì, e ho costruito questa chiave qui. I denti che fanno girare lo scatto sono quelli della gondola, praticamente del rostro, del ferro della gondola, e quindi diventa un qualche cosa di particolarmente veneziano. Lo stesso chiave è messa in mano c'è un particolare affresco che c'è qui a Feltre, no? E in cui c'è Giuditta, che qui ha in mano praticamente il bastone del comando e la chiave di Venezia che viene data a Venezia, insomma. Anche se la storia di Giuditta che è legata poi alla cultura ebraica, insomma, per cui ha tutto un suo percorso biblico, no? Venendo ai quartieri, ai quartieri volevo dire 2 o 3 cose. Sì. Uno, che il leone poi è il simbolo della Serenissima, non solo del quartiere, ma anche il simbolo di Gerusalemme. Il leone di Giuda è lo stemma di Gerusalemme, per cui c'era questa doppia valenza. Poi il corno da caccia che si chiama nel testo biblico corn, cioè la parola corno viene dalla parola ebraica corn, kof resh nun, però c'è anche un'altra parola che è shofar, che viene utilizzato più che alla caccia per richiamare la gente per la preghiera, perché viene utilizzato tuttora nella festività di Kippur. Però il fatto che corn, la parola, sia in utilizzo ancora è particolarmente forte. Poi c'è il fatto che il valore numerico di corn è 350 ed è lo stesso valore di una delle 2 parole che designano l'aquila. Per cui l'aquila è sia un'aquila falco sia un'aquila, diciamo, nel testo biblico. Viene tradotta aquila tutte e 2 le volte, però Nesher, per esempio, è Nun Shin Resh, è 350 come il corno, per cui ho detto, guarda che strano che su 4 quartieri 2 hanno lo stesso valore numerico. Poi c'è la stella, che anche quella ha tutto un percorso biblico simbolico, no? Perché anche lo Shabbat, il sabato, viene definito in base alla visione di 3 stelle in cielo, no? E poi io ho fatto un lavoro, per esempio, non di questo tipo, ma sulla torre che c'è a Padova, che è un osservatorio astronomico, e il valore delle stelle era uguale al valore di Padova, per cui c'era, per quello che un legame che ho fatto, anche lì. Cioè l'idea che di costruire queste immagini con un percorso a latere, no? Che incida, è un po' quello di Umberto Eco, no? C'è l'induzione, la conduzione, ci sono vari sistemi per arrivare alla conoscenza, tra cui per esempio c'è, che mi era dimenticato prima, il valore della luce, che è Or, che è legato alla festa di Hanukkah, che ha lo stesso valore numerico, in cui ci sono le trottole. Le trottole praticamente
hanno 4 facce, come i 4 quartieri, e solo se casca una faccia, cioè quando finisce di girare, casca una faccia specifica, si avvera, cioè quello viene premiato, no? Per cui è un po', mi piaceva questo perché Nesh Gadol Chaya Po, che significa? È il miracolo fu lì, Okay. e praticamente lì se hai indovinato vinci il palio. Direi che c'è veramente tutto il Palio di Feltre e di più all'interno di Ci questo. sono le trombe che abbiamo sentito ieri sera e il tamburo, Sì. che è anche quello, poi c'ha tutti dei riferimenti Il nostro leone. numerici, sì, c'è Il castello. Leone di San Marco, il castello. Il sole, poi la luna. Ho inserito anche 2 alberi che non ci sono, però mi piaceva questo richiamo naturalistico all'albero della vita e all'albero del bene e del male, no? Sì. che completavano, diciamo, questo percorso insieme a tanti altri elementi, perché ce ne sono tantissimi, come l'amore, per esempio, o la torre Migdal che ha, vabbè, comunque magari Io ho un'ultima domanda che riguarda un po' anche il primo colpo d'occhio che diamo a quest'opera, che riguarda i colori che lei ha scelto, perché sono ben specifici. Beh, io non ho avuto nessun input da parte dell'amministrazione della Palio sul colore, però ho visto che il vice sindaco che faceva da capo ieri sera era blu e rosso ed era perfettamente in sintonia. Io ho inserito anche questi colpi crema, diciamo, che sono un po' luce, no? E poi il testo è bianco, chiaro comunque, per cui che venga fuori. Il discorso normalmente è legato alla passione per quanto riguarda il rosso e alla spiritualità per quanto riguarda quindi il rosso la passione, blu la spiritualità, sì. Direi proprio dei il crema è la luce praticamente. E la luce, sì. Direi che sono proprio dei valori che raccontano il nostro palio. Quanti giorni ci ha messo a realizzare quest'opera? Perché veramente più o meno, l'ho detto ieri sera, sui 40 giorni, lavorando parecchio, perché spesso finivo di notte, no? Perché alcune di queste congetture, diciamo, le avevo già strutturate come rapporti lettera-numero, però dovevo costruire una grande storia che potesse avere un fil rouge, insomma, qualche cosa di... Direi che l'opera è assolutamente riuscita, ma soprattutto non vediamo l'ora di scoprire chi sarà il vincitore a portare in casa questa splendida opera d'arte. Maestro Ravà, quali sono i suoi progetti per il futuro? Adesso è qui con noi, si godrà il palio e si godrà questa festa, ma quali sono le altre... Beh, devo dire che ho una mostra in corso, sì, a Venezia, alla Galleria d'Arte L'Occhio, che è vicino alla Fondazione Guggenheim, tra la Guggenheim e la Salute, che durerà fino al 27 di agosto. Dopo ho diverse cose in cantiere che però preferisco non definire, perché finché non sono perfettamente sicure. Sicuramente faremo delle cose negli Stati Uniti a fine anno, come l'anno scorso e i primi mesi dell'anno prossimo, per cui sì. Sempre in attività. Sempre in attività. La ringrazio tantissimo per questa intervista, per questo sguardo che lo so che non è stato abbastanza approfondito, ma vuole proprio incuriosire le persone a venire a vedere quest'opera d'arte, a venire a scoprire il palio e soprattutto ad avvicinarla alla sua arte, che possiamo trovare anche sul suo sito. Lei ha un sito, ha una pagina social? Sì, ho una pagina Facebook, una pagina Instagram e poi il sito www.tobiarava.com e comunque trovate tante cose online, perché dove possiamo, ogni galleria ha la sua pagina Tobia Ravà, per cui ci trovate
trovate veramente molto, soprattutto del fatto che quest'anno abbiamo fatto una mostra diffusa nel Veneto, perché ho fatto una mostra a Legnago in provincia di Verona, al Museo del Risorgimento, una annuale, poi questa che è a Venezia in corso, come si chiama? Marcon. A Marcon, sì, che è stata fatta alla... Voglia di ripetermelo? Marcon? A Marcon, che è in provincia di Venezia, dove c'è un bellissimo spazio espositivo, diciamo ballatoio, in cui poi da ogni punto del ballatoio riesci a vedere tutta la mostra. Che meraviglia! Ed è un colpo d'occhio notevole adesso. La ringrazio tantissimo. Beh, naturalmente invito tutto il nostro pubblico a continuare a seguirla, ma soprattutto a estrapolare anche da questi canali che ci ha appena enunciato ulteriori informazioni su quella che è quest'opera d'arte che oggi abbiamo in casa e che stiamo veramente continuando a scoprire. Grazie mille. Grazie a voi per tutto. Un'altra cosa che mi ero dimenticata è che abbiamo fatto un'esposizione a Vascovana con Abdallah Khaled a Villa Pisani, e questo ha un forte valore simbolico perché lui è un artista di cultura islamica, e già dal 2002 ogni anno facciamo un lavoro assieme, per cui fatto con un artista di cultura ebraica e uno di cultura islamica, producono ogni anno un'opera, e è una delle cose prossime che dovremo fare è di nuovo una mostra assieme, insomma. E quindi tanti auguri per questa mostra e una buona riuscita per tutti i suoi progetti presenti e futuri. La ringraziamo ancora e noi ci vediamo alla prossima puntata del Palio Podcast.